Investe e uccide un'anziana in sella alla sua moto e poche ore dopo si spegne all'ospedale per le gravi ferite riportate nello scontro. L'ennesima vittima della strada è il bassanese Daniele Bertacco, 40 anni, agente di commercio, con un trascorso da calciatore nelle fila di Bassano Virtus, Romano, Tiene e Valbrenta. Il dramma si è consumato attorno alle 18:30 di ieri lungo la circonvallazione est di Castelfranco Veneto, all'altezza di Salvatronda. Daniele, in sella ad una Ducati su cui viaggiava anche una 32enne di Romano De Zelino, non ha visto che in quel momento un'anziana stava attraversando la strada. Giuliana Longo, 77enne del posto, madre di 6 figli, è morta all'istante. La moto invece ha finito la sua corsa nel vicino fossato. Troppo gravi le lesioni riportate da Bertacco, che è espirato poco dopo le 21 all'ospedale di Castelfranco. Meno gravi invece le condizioni della donna che viaggiava con lui, ricoverata ora al nosocomio di Cittadella. Daniele Bertacco è il secondo centauro del bassanese morto in meno di una settimana. Lo scorso martedì infatti aveva perso la vita in sella alla sua moto il 27enne di Solagna, Matteo Bellò.